signorina Ryan. Desideravo ringraziarla ancora per l'aiuto con Rookwood e Harlow il giorno... Chiamami Sirona. È stato? Quei due portano Sirona, solo la guai. puttanona. Sono lieta che fossi qui quando ti hanno trovato. Infatti. Sì, Lodgok. Mi ha sorpreso vederla in atteggiamenti amichevoli con un goblin. Ci conosciamo da anni. Da quando ero adolescente servivo ai tavoli qui, prima di acquistare la taverna. Addirittura. All'epoca era cordiale, ma non eravamo ancora amici. La sua sfiducia nella stirpe magica era troppa. Ma ora siete amici? Sì, lo siamo. Non lo vedevo da anni, poi qualche mese fa è tornato. Mi ha riconosciuta subito. A differenza di alcuni miei compagni di classe, che ci hanno messo un po' a capire che ero una strega e non un mago. Non tutti i goblin sono come Ranrock e i suoi seguaci. Lodgok è preoccupato quanto noi per la situazione attuale. In questo caso vorrei parlare con lui, nello specifico di Ranrock. Dove posso trovarlo? Immagino che il tuo interesse sia legato alle voci su una collaborazione tra Ranrock e il nostro amico Rookwood. Esatto. Quando non è qui lo puoi trovare a parlare di affari alla testa di porco. È uno stimato commerciante di metalli. Digli che hai parlato con me. Probabilmente e comprensibilmente si fida poco di maghi e streghe, anche se giovani come te. Detto questo, se cerchi informazioni su Ranrock per tentare di ostacolarlo, in Lodgok troverai un alleato. Vabbè. Grazie, Sirona. Quando trovi Lodgok, portagli i miei saluti. Punto. Non so che cosa hai fatto per avere nemici così potenti, ma per favore, guardati le spalle. Guardati le palle. Io devo andare qua. Giustamente, un muretto non si può sorpassare. Ora sei mio, Demiguise. Demiguise, non me faccio prendere. Ma levati dalle palle. Altrettanto, Amit. Salve, Lodgok. Sirona mi ha detto che eri qui. Ah sì? E ti ha anche dato... Madonna, quanto cazzo è brutto. No, in realtà desideravo parlare con te. Zitto, sacre, ora sfaggioi. Ora ricordo. Hai 3 manici il giorno dell'attacco dei troll. Sei lo studente a cui dà la caccia. Esatto. Ho bisogno di sapere cosa stanno tramando lui e i suoi seguaci, così da essere un passo avanti. Ammettiamo che io lo sappia. Perché fidarmi di te? Sirona si fida di me e ha detto che i nostri interessi potrebbero coincidere. Beh, se Sirona si fida di te... Bene, ho un'idea che potrebbe essere utile a entrambi. Un modo per far sì che Ranrock mi confidi i suoi piani. Ti ascolto. Anni fa, una perfida strega rubò una reliquia sacra ai goblin. Si dice che ora si trovi nel suo sarcofago. In una tomba accessibile solo alla stirpe magica. Ranrock e io abbiamo avuto un litigio tempo fa. La reliquia potrebbe farci riallacciare i rapporti. Vabbè. Però sembra una trappola. Se recupero la reliquia per te, come ho la certezza che poi mi rivelerai quello che ti dirà Ranrock? Dovremo fidarci reciprocamente. Io che tu non fuga con la reliquia. E tu Come farà la che reliquia? ti riferisca a quel che apprenderò. Raccogli ciò che ti serve e vediamoci nei pressi della tomba della strega. E che cazzo devo prendere? Revelio! Andiamo a rubare a questo, ovviamente. Se fa ting vuol dire c'è una pagina. E dove cazzo è questa pagina di merda? Ah, eccola. L'ho vista. Lumos! Ok.
Oh, in Dazuz. Si vede una mazza, perfetto. Pronto. Bene, non c'è tempo da perdere. Vediamo, uomo di diversa statura. Cos'è la reliquia che devo recuperare? Un prezioso cimelio noto come Elmo di Urtkot. Quella strega si considerava una collezionista e lo acquistò come soprammobile, incurante della sofferenza che ciò avrebbe causato ai Goblin. Per noi Goblin il legittimo proprietario di un oggetto è il suo creatore e non il suo compratore. Per noi maghi è il contrario. Tanto riusciamo a collaborare. Innumerevoli differenze ci separano. Così sembra. Forse ti sorprenderà, ma penso che queste differenze non siano sempre insormontabili. Per questo oggi mi trovo qui, in viaggio verso quella tomba con te. E quindi? Revelio! Dei lupi. Quindi? Dove cazzo dobbiamo andare? Ma non si può correre, cioè, scusa. Ok. Ah, eccola lì, la tomba della strega. Questo posto ha un aspetto orribile. Giustamente ci devo entrare io. Ti auguro buona fortuna con l'elmo. In quanto porta bacchetta hai già un bel vantaggio. Ma prima che tu vada, hai qualche domanda? Cosa rende questo elmo così speciale? L'elmo di Urtkot è un antico cimelio leggendario. Era un'ispirazione per noi. Il simbolo di ciò che abbiamo perduto. Recuperarlo significherebbe molto per i Goblin e per Ranrock. Mi sarebbe... Sembra che raro. L'ho sentito dire, ma sai quando... Posso solo fare ipotesi. Spero la nostra... Per caso hai qualche idea? Considerando che c'è di mezzo quella strega, suppongo ci sia la possibilità. Quelle ripugnanti creature prosperano nell'oscurità e nel freddo. Sconfiggile con la luce, la forza e soprattutto con il fuoco. Perfetto. Ora che siamo qui mi è tutto chiaro. Spero che la nostra sarà un alleato. Io resterò qui, in certo. trepidante attesa del tuo ritorno. Ti prego. Quanto strunzo che dai a bacio sono qui. Revelio! Ah, si accendono da solo. Non mi inquieta per niente questo posto. Tutto normalissimo. È sigillata. Lumos. No, perché ci manca questo. Curioso. Revelio. C'è un cazzo. Per la barba di Merlino. E dove devo andare? Perfetto. Questa non può essere la tomba della strega. Devo proseguire.
Lumos. Vediamo. Azzo. Perfetto. Lumos. Forziere, bla bla bla. Ok. Ho la sensazione che qui ci sia qualcun altro. Revelio. Va. Ma non me la sarei mai aspettato. The Last of Us. Accio. Confringo. Blacki. Questi inferi sono orribili. Confringo. Accio. Depulso. Madonna mia. Ah. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Perfetto. Revelio. Non posso salire. Quindi c'ho dell'equipaggiamento. Ma che schifo. Ok. No? Revelio. Confringo. Ho sbagliato tantissimo. Lumos. Ok. Oh. Revelio. Accio. Confringo. E come l'apro sta cosa? Depulso. L'ingranaggio girerebbe se trovassi il modo di fornirgli energia. Cioè? Descendo. Livello. Confringo. Accio. Come gliela do energia? Levioso. Le devo provare tutte, cioè no. Arresto un momento. Wingardium Leviosa. Lumos. Ho provato tutto io. Uccisa una falena. Proprio come... Ci sono una falena. Expelliarmus. Che cazzo devo fare?
Dio canaglia. Lumos. Azzo. Wingardium Leviosa. Ripendo. Azzo. Glacius. Non Confringo. la faccio più. Che cazzo devo fare? Depulso forse. Depulso. Ci guarda un po'. Lumos. Non ho parole. Ho fatto una maciella, ci ho fatto. Revelio. Soldi, soldi. Che cosa c'è appeso lassù? Sembra un po' precario. Si scende. Non c'è altra via. Col cazzo. Depulso. Tazzo. Wingardium Leviosa. Revelio. Ok, non c'è più un cazzo qua. Devo scendere veramente. Ma che schifo. Ma che fine merda. Ah. Confringo. Azzo. Depulso. Proteggo. Stupefito. Stupefito. Azzo. Glacius. Proteggo. Stupefito. Confringo. Stupefito. Azzo. Glacius. Incendio. Confringo. Azzo. Depulso. Incendio. Andiamo a fare. Quanti cazzo ne sono? Confringo. Incendio. Proteggo. Struggo la vita. Puttana Eva. Revelio. Mi sono cacato sotto. Lumos. Depulso. Lumos. Ma non ce la farò mai a te. Depulso.
Me ne servono 2. Questo è ancora più complicato. Confringo! Che complicato, non sapevo che erano 2. Complicato. Vabbè. Ma è tornato là. Allora. Depulso! È meglio, Lumos! Ok, lo devo mettere qua? No. Depulso! Facendo girare questo, la piattaforma dovrebbe sollevarsi. Sì, deve essere così. Perché? Perché sono un figlio di Troia? Revelio! Ma sì, ma dove la devo portare sta farfalla di merda? Lumos! Oh. Ah. Wingardium Leviosa! Depulso! Lumos! Depulso! Lumos! E uno l'ho messo. Revelio! Lumos! Ma la terza? Se la tolgo da qua? Scia la puttana. Cioè. Depulso! Torna lì. Lumos! Depulso! Accio! Minchia la prima. Devo portare le falene alla porta. Ma ho capito le falene alla porta, ma come... Cioè... Io sono stupido, c'è qualcosa che... Revelio! Accio!
Lumos! Ecco. Ok. Adesso ah, ok. E la riesco a prendere da là? Sì. Lumos! Ti prego. Ti prego. Depulso! Lumos! Vabbè. L'ultima dimora della strega. L'ultima Locke dimora. ha detto che l'elmo era nel suo sarcofago. Soldi. Ah, €1. Bello. Il cadavere di un Ashwinder. I suoi compagni devono essere fuggiti con l'elmo. Lodgok non ne sarà. Meglio che lo mostri a Lodgok. Deve esserci un qualche tipo di meccanismo per aprire questa porta. Ecco qua. Lodgok, il sarcofago è stato depredato. Non ho trovato alcun elmo, solo un Ashwinder morto. Accidenti, sono arrivati prima di noi. Dobbiamo recuperarlo prima che Rookwood lo usi per ingraziarsi Ranrock. Ho visto un loro accampamento non lontano da qui, ma temo dovrai andare senza di me. Sono troppo vecchio per combattere. Mi dirigo là subito. Bene, non c'è tempo da perdere. Impossessati dell'elmo prima che lo faccia Rookwood, o perderemo qualsiasi potere su Ranrock, seppur minimo. Tremo al pensiero che quei maledetti ladri si siano impossessati di un tale cimento. Ecco Lilly. Gli Ashwinder. Oh, ma ce l'hanno già con me. Ce l'hanno. Hai commesso uno sbaglio enorme. Depulso! Confringo! Guarda, l'angelo custode di Nora Trent. Lo sapevo che eri ancora da queste Proteggo! parti. Stupefìti! Un Incendio! più silenzioso. Accio! Confringo! Che ne pensi? Porca troia. Accio! Depulso! Confringo! Hai paura? Ho visto. Incendio! Pensa all'onnipotente nascosto. Espulso! Accio! Vieni a alzare lo sguardo. Depulso! Confringo! Proteggo! Stupefìti! Stupefìti! Hai paura di lui? Ne pentirai. Stupefìto! Stupefìto! Ex. Quanta elettricità. Proteggo! Stupefìto! Expelliarmus! Stupefìto! Confringo! Stupefìto!
Conti. Mi ha rotto il cazzo quello. Confringo. Proteggo. Stupefito. Findo. Arca Hanno puttana. seguito fino a Londra. Quindi? Revelio. Mannaggia quel cazzo. Ecco fatto. No. Mi sembra ovvio. Ah, che delizia. Accio. Depulso. Difendo. Alzatevi e combattete. Proteggo. Pare che la tua fortuna si sia esaurita. Accio. Depulso. Difendo. Nessuno crederà che ho sconfitto una Schwinder da solo. Beh, scarsini, posso dire. Ok. No? Devo tornare indietro. Basta seguire i forti per non sbagliarsi. Da quando le teste seguono le idee più bizzarre, i castelli crollano. Irondale non è così. Vieni qui, Valsicra. Sei un piccolo Shrike sfuggiato. Meglio spostarsi la prossima volta. Ora gli animali potranno dormire sonni più tranquilli. Non ho idea di cosa mi aspetti lì dentro. Ho sottratto l'elmo agli Ashwinder. Ecco qua. Molto bene, Ranrock ne sarà di sicuro colpito. L'elmo brilla ancora di più di quanto pensassi. Le incisioni, il profilo, è straordinario. A me sembra un elmo come tanti. Bah, stai guardando l'oggetto e non il suo significato. Per la maggior parte dei goblin questo è più di un semplice elmo. Recuperando l'elmo hai fatto un favore ai ladri. Molti goblin avrebbero ucciso per averlo. Ah, allora sono felice di liberarmene. Grazie. Ora otterremo la fiducia di Ranrock. Glielo porto subito, così si distrarrà dalla sua ricerca. La sua ricerca? È solo un'intuizione. Mi hai davvero colpito, giovane. Sono felice di averti dato fiducia. Secondo me questo ce lo mette nel culo. Ci rivedremo presto. Meglio tenere segreto il nostro accordo per ora. In pochi crederanno che i nostri obiettivi possano essere simili.